Buonasera da Onde Corte. Su PAS oggi abbiamo l'assessore alla pubblica istruzione e beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Claudia Firino. Qual è lo stato dell'arte oggi, della cultura e dello spettacolo in Sardegna? Una domanda impegnativa. Sì. Ma allora abbiamo una situazione di trasformazione e di transizione, come in tanti settori, perché il settore si sta trasformando, si sta aprendo, ed questa è la notizia più bella, la notizia più positiva. I nostri operatori culturali, le nostre associazioni stanno cominciando a collaborare con altre associazioni al di fuori della Sardegna e stanno cominciando anche a lavorare assieme tra loro, cosa che fino a pochi anni fa era molto difficile. Noi come Regione stiamo cercando di supportare questo lavoro comune da parte delle associazioni culturali e stiamo cercando di fornire strumenti perché possano lavorare sempre meglio. C'è una situazione di crisi, è vero, che ovviamente colpisce anche la cultura, ma questo non impedisce di poter fare esperienze nuove e poter cercare di lavorare magari in modo diverso e migliore rispetto al passato. Ok. La Regione Sardegna ha creato il primo bando sulle residenze artistiche della Sardegna, privilegiando le aree interne, periferiche e con alto disagio sociale. Sì, abbiamo deciso di investire sulle residenze artistiche perché sono delle esperienze culturali che hanno un legame forte con il territorio e con il bando che partirà fra pochi giorni abbiamo cercato di concentrarci, di legare l'arte e la cultura anche a un significato sociale profondo, cercando quindi di chiedere, di spingere gli operatori culturali a investire e a lavorare soprattutto nelle aree più difficili, nelle aree dove le situazioni di sofferenza e di disagio sono maggiori, perché crediamo che quando ci sono poche risorse, si dice sempre che c'è la crisi, ma quando ci sono poche risorse bisogna fare scelte forti e questa è una delle nostre scelte forti. Con il suo assessorato, cosa ritiene di portare avanti? Quali orientamenti? Come immagina il futuro, soprattutto in Sardegna? È l'intervista più impegnativa a cui ho dovuto partecipare negli ultimi tempi. Io penso che la regione, un'istituzione, un ente pubblico, così come un comune, non possano decidere da soli. Io posso avere dei sogni, posso immaginare qual è il futuro che mi piacerebbe, ma quando c'è un qualcuno che decide senza consultare gli altri, quando si pensa di poter fare da soli, non si va da nessuna parte. Quindi io penso che sia importante soprattutto per immaginare il nostro futuro, il nostro sviluppo, uno sviluppo culturale ed educativo. Io unisco sempre la cultura alle nuove generazioni anche perché mi occupo di scuola, quindi non posso non farlo. Penso che sia l'aspetto più importante, quello che mi piacerebbe riuscire a fare è dare fiducia soprattutto alle giovani generazioni sulle possibilità, sulle tante ricchezze, tante possibilità che nonostante tutte le crisi noi abbiamo. Abbiamo capacità, abbiamo un patrimonio straordinario e dobbiamo essere tutti quanti convinti, tutti quanti sostenitori e non pensare che possa essere sempre qualcun altro a risolvere i nostri problemi. Dobbiamo farlo assieme perché altrimenti ci può essere il sindaco più bravo, l'assessore più bravo, non è il mio caso, dico in generale, ma se non si lavora tutti nella stessa direzione non si ottiene nulla. E l'ultima domanda, PAS è un progetto importante? PAS è un progetto importante, io ho parlato tante volte con il suo creatore, l'organizzazione, il progetto contemporaneo che lo guida e mi ha subito colpito il fatto che quando è venuto la prima volta a parlare con me il presidente del progetto contemporaneo, non è venuto a dirmi abbiamo bisogno di risorse, è venuto a dirmi io propongo di fare questo e quindi mi è piaciuto molto questo approccio costruttivo e penso che sia importante. Faccio tanti auguri a PAS e anche a Radio Ende Corte. Grazie da Onde Corte, da Fabrizio Asunis, è tutto, buonasera. Grazie a voi.
Grazie, assessore. Grazie, veramente